Prima del Covid l'autunno veneziano era un momento clou per il turismo in città, una sorta di gallina dalle uova d'oro, boom di presenze, eventi ed iniziative. Questo però sarà un autunno necessariamente diverso. L'ultimo trimestre del 2021 è l'occasione per gli albergatori veneziani di fare il punto tra bilanci e previsioni, ma anche per guardare all'inizio del 2022 come possibile traguardo che metta finalmente fine alla crisi. Siamo ormai quasi alla fine del 2021, mancano 3 mesi, ma 3 mesi importanti per la città di Venezia. È l'autunno il periodo in cui Venezia vive, del grande turismo internazionale che purtroppo quest'anno manca. Ma noi non siamo come le spiagge che viviamo dell'estate, noi viviamo di primavera e dell'autunno. E quindi la primavera l'abbiamo persa col lockdown. Le prime proiezioni ci dicono che avremo dei weekend, con parecchie persone ospiti dai nostri alberghi, e quindi non dico al tutto esaurito, ma con alti tassi di occupazione, e dei midweek invece piuttosto tristi, con poche persone. Fino a luglio abbiamo perso praticamente l'intera stagione, tutto lockdown. E poi dopodiché luglio c'è stata una timidissima ripresa, agosto è stato sicuramente un buon mese con molti italiani, e settembre è un mese abbastanza buono, e adesso, ripeto, le previsioni sono ottimi weekend, pessimi situazione del midweek. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa resta ottimista per il futuro. Che il 2022 dovrebbe essere l'anno della ripresa, dobbiamo porre l'ottimismo nei nostri cuori, dobbiamo credere nei vaccini, e mi pare stiano facendo il loro lavoro, quindi invito tutti a vaccinarsi, e quindi speriamo che già da carnevale del 2022 vi sia una ripresa vera, non come questa attuale che è soltanto un barlume di ripresa. Speriamo che tornino i voli aerei, speriamo che torni il turismo internazionale, probabilmente